Abbiamo in giunta approvato un piano di 200.000 euro per degli attraversamenti pedonali plastificati, quindi ben visibili a tutti quanti, che verranno collocati nelle arterie principali della nostra città, negli incroci più pericolosi e davanti alle scuole. Verranno fuori circa 210 attraversamenti pedonali a un bando che abbiamo partecipato con la regione del Veneto, quindi nei prossimi mesi riusciremo già a vedere la realizzazione di questa importante iniziativa di avere per il Comune di Verona degli attraversamenti pedonali ben visibili sempre e per anni, perché teniamo presente che oggi le normali strisce hanno una garanzia di circa 6 mesi come durata, invece quelli plastificati sono sempre visibili per anni. Nelle prossime settimane si dovrà anche partire con un esperimento che vedrà la segnaletica luminosa orizzontale all'incrocio tra Corso Porta Nuova e Via Valverde, quindi in zona Pradaval un incrocio molto particolare, molto sentito, che vedrà questa prima sperimentazione nella nostra città e se dovesse avere degli effetti importanti sulla sicurezza pensiamo che possa essere un provvedimento che può essere replicato.